Ad Andrea il compito di presentare la sua classe. Approfitto soltanto per ringraziare anche il nostro tecnico, che potete vedere adesso qua, esattamente, Stefano Manai. Grazie Stefano, grazie Cristina. Beh, grazie a tutti. Quest'anno mi hanno dato questa classe di chitarra, ci sono delle persone molto valorose, dei bravissimi chitarristi. Per primo, anche un po' per fascia di età, diciamo, il più giovane di tutti, solo 7 anni, vero Alex? 7 anni. Abbiamo Alex Murru, che è figlio d'arte, tra l'altro, che anche il padre è un bravo chitarrista. Niente, siccome Alex è un rockettaro, perché ha l'anima rock anche nonostante i suoi 7 anni, e quindi praticamente abbiamo deciso di fare una specie di compilation di brani rock storici, insomma, gruppi come AC/DC, Guns N' Roses, eccetera, Metallica. Sì, tocchiamo il cavo, grazie. Allora, la chitarra elettrica rispetto alla classica ha la possibilità di utilizzare degli effetti particolari. In questo caso nella musica rock si usa molto la distorsione, che praticamente è quell'effetto tipico appunto del genere rockettaro. E quindi partiamo con dei pezzi distorti. Ok Alex? Io pensavo di presentali tu i pezzi, ok? Va bene. Questo è il primo? Come si chiama? La prima canzone degli AC/DC. Degli AC/DC, ok. Secondo brano? Ok. Bravo!
Adesso c'è una cosa particolare. Quando... Ah, sì. Attenzione ragazzi che per i fili qua. Sì, è pieno di fili, lì dovete spostarvi tutti Vedete un po' più qua. bimbi e andare tutti quanti di là, dove ci sono i fili. Perfetto. Adesso questa... Allora, un giorno abbiamo detto facciamo una canzone di Vasco Rossi, siccome è rockettaro, e facciamo un rocker italiano. E lui ha detto guarda, abbiamo provato questo brano famoso di Vasco Rossi, lui mi ha detto sai che ho fatto una mia versione con un testo che ho cambiato io. Quindi ci canterà anche la canzone col suo testo modificato. Ok. Poi gli do questo. Ah, scusa. No, tranquillo. No, vai. Sicuro? Prova. Anche pilota. Sono ammalato. Mi è venuto il raffreddore e poi la tosse. E dopo anche la diarrea. E dopo ancora un po' di cacca normale. E l'ho fatta dura. Più dura delle mattonelle. E quando era dura ho rotto anche il gabinetto. E mi sono morta dalla diarrea. Poi dalla diarrea. Insomma, un po' spinto come brano, però. Perfetto, grazie. Ok. Grazie. Sì, l'attestato per Alex, ecco qua. Il nostro rockettaro, futuro rocker. Perfetto. Grazie. È staccata la chitarra così? Adesso la stacchiamo. Ok. A posto. Grazie Alex. La tieni tu la chitarra? Vai. Ok. Adesso passiamo alla chitarra classica. Sono emozionato.